Prima l'ha scaraventata a terra, poi le ha strappato di dosso la borsetta tentando di dileguarsi nel nulla, ma la fuga per un 24enne senegalese residente a Schio è durata pochissimo, grazie all'intervento tempestivo dei carabinieri. La rapina domenica, poco dopo le 7, ai danni di una donna 78enne che si sta recando alla prima messa nella chiesa di Santa Maria della Pieve a Castelfranco. L'aggressione è veloce quanto violenta, l'anziana tenta di proteggere se stessa e la borsa, ma il bandito si dimostra senza scrupoli e la fa ruzzolare per terra, una caduta rovinosa che le procura la contusione di una spalla. Mentre il giovane si dà alla fuga, la donna però non si perde d'animo e una volta rialzatasi raggiunge una conoscente e si fa prestare il telefonino per allertare il 112. Da qui la caccia all'uomo per le vie di Castelfranco con il senegalese che viene intercettato lungo i binari della stazione. Con sé ha alcune banconote, una catenina e un bracciale, gioielli di proprietà della rapinata. Poco distante, in un cantiere edile, viene ritrovata la borsa, all'interno anche il cellulare della vittima. Accanto c'è una felpa rossa utilizzata per il colpo e tolta nel tentativo di non farsi riconoscere. Nel ringraziare i carabinieri di Castelfranco Veneto, questo mi fa dire che il nostro è un territorio dove non la si fa franca, insomma i malfattori vengono sempre consegnati alla giustizia. E a proposito di giustizia, dopo la convalida del fermo, il CIP di Treviso ha disposto che il giovane, già gravato da precedenti di polizia, rimanga rinchiuso in carcere a Santabona. Consola nel vedere che in questo caso il malfattore rimane in carcere e la speranza è che vada a scontare la pena in totale. La 78enne ha rimediato qualche giorno di prognosi, ma vista la dinamica poteva andare peggio. Adesso vedrò in qualche modo se riuscirò a contattarla e a portare la solidarietà e la vicinanza della città di Castelfranco Veneto.